Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo in un centro commerciale, penso che aperto da poco. Ve lo faccio vedere, Qua si rievoca la stazione di Cheyenne. Infatti ci troviamo a Cheyenne, come sempre. C'è anche un McDonald's. Da questa parte ci sono tanti piccoli ristorantini e qua c'è un ristorante italiano abbastanza fake. Qui addirittura si può giocare con l'Xbox che dà il joypad. Vabbè, è un joystick da 360, ma qua ci sono dei computer. E le zie vengono qui per riposarsi praticamente a gratis. Comunque sia, buon inizio dell'inverno, e per festeggiare questo inizio dell'inverno metti un mi piace, iscriviti al canale e attiva soprattutto la campanellina. Qui ci sono pure tante foto antiche di Cheyenne, veramente bello. Qua c'è anche una piazza del cibo. Magari se arriviamo a 15 mi piace veniamo a provare questa piazza del cibo. Però veramente molto bello qua, perché rievoca queste case molto tradizionali del nord-est della Cina. Ci sono anche queste rivisitazioni di mezzi. Questa è proprio una macchina a vapore che veniva utilizzata tanto tempo fa qui nel Liaoning. E ci sono anche le biciclette, non sono storiche, ma è molto interessante. Probabilmente è possibile andare in bici qua dentro. Qua addirittura c'è la ricreazione di una classe, ci sono dei banchetti con la lavagna. Qui in alto c'è scritto Hao Hao Shui Xi Tian Tian Xiang Shan, quindi studia molto bene, ogni giorno miglioriamo. E ci sono un po' di esercizi di matematica. Mi sono seduto proprio qui perché alla fine sembra proprio stiamo studiando, è come essere a scuola ogni giorno. Praticamente buon inizio inverno, perché oggi in Cina si festeggia Lidong, che è proprio l'inizio dell'inverno secondo il calendario cinese. Perché, come abbiamo detto un sacco di volte, il calendario cinese è diviso in 24 termini solari che scandiscono proprio i periodi agricoli dell'anno, e oggi è proprio Lidong, l'inizio dell'inverno, che ogni anno cade o il 7 o l'8 novembre. Anticamente questo giorno stabiliva la fine del raccolto autunnale e l'inizio del periodo di riposo. Questo periodo quindi anticamente veniva considerato molto importante perché bisognava mangiare cibi molto nutrienti per prepararsi al grande freddo, soprattutto qui nel nord-est della Cina. E qual è secondo voi il cibo preferito dai cinesi? Che in realtà è il cibo preferito per ogni tipo di evento o festività, sia grande che piccola. Qual è il loro cibo preferito? Ebbene sì, i ravioli. Ravioli cinesi ben ripieni. E mentre là sotto ci sono due vecchietti che stanno bevendo quella che sembrerebbe grappa cinese in brick, quindi l'equivalente del nostro tavernello, probabilmente. Questo tavolo mi fa venire in mente un canale YouTube, vari canali YouTube che ho scoperto su Instagram, Chin Chin Pom Pom, Tong Yan, mi fanno vedere tutte cose antiche cinesi. Ripeto, lasciando le scritte sul tavolo, è molto interessante scoprire cosa ci sia qua dentro. Non c'è niente, ci sono degli adesivi con i Transformers e Sailor Moon, e sotto il banco un po' di immondizia. E quindi mentre vi mostro questa bellissima uscita, veramente bella Cheyenne, questa parte della città l'hanno proprio abbellita in maniera molto bella secondo me. Andiamo a cercare un ristorantino per mangiare proprio i ravioli, però non voglio mangiare in quel tipo di liensuo, quel tipo di catene molto popolari, quindi vediamo un po' cosa riusciamo a trovare qua in giro. È iniziato l'inverno, ma si sta veramente molto bene.
Questa è la più antica ravioleria di Shenyang, Lao Bien Jiaozi, Lao Bien Dumplings. Per venire qui a mangiare secondo me bisognava prenotare qualche giorno prima, sinceramente. Però ho sentito pareri molto discordanti su questo posto. Mo proviamo questo posto qua. C'è un bel cartellone. Entriamo. 哎，你好，一位可以坐吗？ Allora, il posto mi piace, è molto carino, ve lo faccio vedere. Proprio lo stile che piace a me. I ravioli vanno da 14 yuan fino a quelli di asino, 20 yuan. Ci sono tanti gusti, io prenderò il mio preferito, Rosanxian. Però il menù è molto vasto. 你好，我来一屉肉三鲜。好的，谢谢。客气。肉三鲜饺子。是水饺还是蒸饺？水饺。Faccio vedere un po' come si gestisce un tavolo in un ristorante del genere in Cina. Peperoncino. Salsa di soia. E aceto. Io mi ho酸泥 酸泥 谢谢。Questo è fondamentale, troppo fondamentale. Ed ecco qui la mia salsina. Sono anche arrivate altre persone. Ovviamente in posti come questi si può fumare, è consuetudine, soprattutto nel nord-est della Cina. Hello. Hello. Ci sono due bambini piccoli, una è la figlia della proprietaria e poi è arrivato un amichetto, sono molto curiosi nei miei confronti. 谢谢，这是你们自己包的，是不是？自己包的。来个那什么杀猪菜，26的。要不来那海鲜那个小锅。Ecco i ravioli da vicino. Non sono sicuro siano fatti a mano, però vabbè dai. Senza sapore, peccato. Cioè vanno bene, mangiabili. Ma non sono fatti a mano. Sono troppo piccoli e sento poco l'uovo dentro, perché questo ripieno è maiale, uova e aglio cinese, che è una specie di cipollotto. Però va bene, siamo in centro. Ma perché si mangiano i ravioli durante questa festività? Ebbene sì, si dice che mangiare i ravioli aiuta a tenere le orecchie calde e questa è un'antica credenza basata proprio sulla forma ad orecchio più o meno di un raviolo. Vabbè, adesso più ne sto mangiando più diventano buoni, ve lo dico.
Ma se volete vedere la mia ravioleria preferita, dovete mettere almeno 30 mi piace. 35. Secondo la leggenda, il medico Zhang Zhongxin proprio curava le orecchie delle persone proprio con i ravioli. In inverno le orecchie si ghiacciavano e lui metteva i ravioli caldi sulle orecchie. E così le persone si scongelavano. Ovviamente più si va a nord in Cina, più i ravioli si mangiano bolliti. Questo è molto importante da sapere perché in Italia siamo molto condizionati tutti i cinesi vengono dalle zone di Wenzhou, Xinjiang, che portano più una cucina del sud, molto più cinese international, però nel Dongbei, nel nord-est funziona così. Allora forse riesco a pagare da così lontano. No. Ma c'ho il mio sistema. 他那个到时候那个分水器都挂到那什么电表箱里面。他今天来，谁知道明天都封不封？知道？今天他妈他都封。我他妈的，那底子你好，一共多少钱？18。分水器再加一个阀，你再加上管头，加上管儿，我他妈的这么宽了，我说你到时候我给你砸了吧。 Ok, pagato. Comunque sono proprio un cretino. Io miravo a quel QR code là sotto, avevo i QR code invece qua davanti a me. Sì, sì, bye bye. Sì, sì. Che devo dire? Soddisfatto? Sicuramente no, perché comunque 18 yuan, questa qualità mi hanno un po' scammato, però abbiamo celebrato questo Lidong. Bisogna mangiare per forza i ravioli. Questo video l'ho fatto così improvvisato. Qua c'è Zhongzhie, la via principale, e niente. Metti un mi piace, iscriviti al canale, attiva la campanellina e alla prossima. Ciao! Ah, condividi il video, Buon inizio inverno!